Buonasera a tutti, BCTV, Itenora de Oie di 14 dell'Antugaini, 2020 Kimbe. Cocolato Oie, Catilotiede de Abba. Bene, dimmo il conto si presenta su quello, lui sta vedendo già imparare al mese, ma buona mostra. La fia Pullman, ecco questa è la situazione Como praticamente, poi è venuto a Facchete, così sai dai vizi che si vede, no? Che dai suoi studi del vizi TV. Bene, ecco qua un'altra fotografia, poi la corso e poi andiamo sul Saravallo, lo Saravallo non era cocculato tutto da vie, pisanne, però la sastrera sa, le che se, sa schimbe, le ortaglie bilaccellerato un paco, una trischieda di abba. Bene, 24 gradi, temperatura massima, 13 gradi, temperatura minima. Oggi in dia de martes. Iríamos in dia de mercoles, crasa, lo matessi che oggi, ecco, calcolato tutte le die, pisanne, ma verso la 2, adesso a 2, a 6, 8 die, temperata, una no, che insomma, raio tronitas, insomma, per assumersi voi marca sul Saravallo. 19 gradi temperatura massima, 12 gradi minima. Allora, bosamento del suo convegno importante sabato de Kyoto o di questo mese in Sassari, il Teatro Civico del Sassari, dove si presenta, si arregliano oltre alla malattia tumorale, pazienti cari di e la rete della prevenzione terziaria. Presenta l'evento il professor Ciriaco Carlo, presenta la situazione l'ILTI Sassari, seguiranno poi l'azione del documentario Libere, poi presentazione della relazione Prendersi cura di chi si prende cura, a cura della dottoressa Stefania Seda Muzzere Ciriaco Carlo. Bene, andiamo sul giornale e vamos questa bella, insomma, pagina del Baccherio di Bannino, scritta da Baccherio di Bannino. L'isola ha risorse immense, ma non riusciamo a sfruttarle. Il giornalista e antropologo Bacchino Bandino e il rapporto con la sua terra. L'identità non è un qualcosa che si eredita, bisogna costruirla ogni giorno. Perché costruirla, rinforzarla ogni giorno, insomma. Non ho mai avuto niente contro il turismo di Costa Smeralda, il punto è sempre lo stesso, quale profitto arriva per i sardi. I nostri universitari, quando possono, vanno via. Questo mi preoccupa. Se perdiamo i giovani, ci tocca chiudere tutto. Sulla spiaggia degli incendi sono molto severo. Siamo noi che bruciamo la Sardegna perché ci manca una coscienza ambientale. L'antropologo, giornalista e scrittore Bacchino Bandino, da ormai diversi decenni, anima il dibattito sull'identità e la cultura dell'isola. L'identità non si eredita, non è una tanca e non è un palazzo, ci dice introducendo un tema da lui affrontato in diverse pubblicazioni. L'identità afferma, uno se la costruisce e non ce l'ha. La scommessa verte principalmente su come si gestisce la relazione tra locale e globale. Il rischio è quello di una chiusura o di abbandonarsi ad una sorta di modernismo in cui confermiamo il nostro essere periferia. L'identità ce la facciamo noi come persona e come popolo. Lei ha vissuto 20 anni in Lombardia, cosa l'ha spinta a tornare? È stata l'insistenza del presidente della regione Mario Megli, che veniva a trovarmi a Varese. Tanti incontri, sempre con questa sollecitazione, e alla fine con piacere sono rientrato dopo 20 anni. Negli anni 70 parlava di conflitto tra mondo pastorale e civiltà dei consumi. Qua conflitto vede oggi. Oggi il problema si pone diversamente. Il globale pervade tutte le culture. Non ci sono obiezioni possibili. Contro il tempo di Coca-Cola non c'è arma difensiva. Il problema oggi non è tanto diventare moderni, perché comunque col marketing e col telefonino siamo in comunicazione obbligata col mondo. Lo viviamo contemporaneamente, locale e globale, tutto assieme.
Il pericolo non è il rischio di una chiusura localistica, tanto è impossibile. Il problema è che non dobbiamo entrare nella soggettività politica, economica e culturale nel mondo della globalità che vede in noi un utente e un cliente, ma bisogna debitare come protagonista. La scommessa è questa: fare i conti come soggettività sarda nel rapporto col globale, riuscire a filtrare questo rapporto e non abbandonarci a esso passivamente. Ogni estate l'isola fa i conti con la piaga degli incendi. Io sono molto severo. Di fatto siamo noi sardi che bruciamo la Sardegna. Questa è la realtà. Certo che ci sono motivi economici esterni, interessi sul versante del turismo, versanti vendicativi del mondo agropastorale. Ne abbiamo analizzato almeno 7 di motivazioni, però comunque siamo noi sardi che appicchiamo il fuoco. Non c'è una coscienza ambientale perché non abbiamo avuto il trauma di una perdita del territorio come il triangolo Genova-Milano-Varese. Non abbiamo perduto il nostro bene ambientale, ci viviamo dentro. Oggi l'ambiente si conquista, si costruisce. La componente umana è determinante. Non riusciamo a tradurre il valore che ha l'ambiente in Sardegna, la più grande risorsa che abbiamo, in unità produttiva di economia e di cultura. Nella società, nella coscienza ci manca un sapere che è sempre un saper fare. E gaisi che ti bakire Lubanino, che in questa bellissima lezione magistralis. Come te che ha fatto la via in bici, che fai danni appunto, si è ragionata che Daniele Cosello e Kim Piero Marra. Andiamo da innanzi, troppi litigi, 2 ore di ritardo, rinviate le repliche nell'aula, che sul Consiglio Comunale di Nungolo, ma non stocca proprio da corso, no, invece adesso che non stocca di corso, il Peppe Ciccolini presidente, lunedì prossimo tocca alla provincia. Attesa e curiosità per le nomine del presidente Giuseppe Ciccolini, in attesa della convocazione del prossimo Consiglio Comunale. A tenere banco tra una settimana sarà la prima seduta del nuovo Parlamentino provinciale, guidato dalla maggioranza del neo presidente eletto Giuseppe Ciccolini. Attesa e curiosità la fanno da padrone nel Palazzo di Piazza Italia, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione delle deleghe assessoriali tra i consiglieri e la scelta del vicepresidente. Sulle nomine non trappela nulla, ma tra i partiti del campo largo almeno sul tema provincia, il clima sembra essere del tutto sereno. L'accordo sembra essere totale anche con le nuove forze a supporto del progetto. Va ricordato infatti che mentre in comune Lisetta Bidoni siede sui banchi dell'opposizione, in provincia è stata eletta nella maggioranza di Ciccolini insieme a PD e M5 Stelle. Intanto, secondo quanto trapelato tra gli esperti, sull'elezione dei nuovi membri del Consiglio provinciale sembra poterci essere un vuoto normativo. Le elezioni di secondo livello, infatti, prevedevano la sola candidatura di rappresentanti già eletti all'interno dei consigli comunali, ma non è chiaro se questi, in caso di dimissione dal proprio comune di appartenenza, perdano automaticamente anche il loro seggio conquistato nella provincia. No, non lo perde. Se non viene eletto, sempre lo perde, ma se viene eletto, no. Cioè, va bene, se sono comune commissariato, comunque io sono rappresentante di una parte della popolazione. Saranno la regione e il governo centrale nei prossimi mesi a chiarire una questione che potrebbe essere di non poco imbarazzo e che, in caso di avvenuto chiarimento, potrebbe spingere le segreterie dei partiti a studiare delle nuove strategie. Vabbè. Manuel Gai. Ballo in costume con valutazione novella de Grazia Deledda, chiesa
Unione Sarda decise di pubblicare, oggi hanno pubblicato una, Il cedro del Libano, 1939, Bestottu canta in questa pagina, ed è appunto la novella. Chi ci aveva insegnato a ballare? Nessuno, eppure si ballava per istinto, per bisogno naturale. È la polka pacata e casta, la mazurka più ardita e anche l'allora vertiginoso valzer. Erano familiari alle nostre gambette, non eccessivamente lunghe, ma abbastanza agili e ben fatte. Del resto le gambe non si vedevano nelle nostre deliziose feste da ballo, perché anche allora si usavano i vestiti lunghi. Anzi, per assoluta mancanza di toilette, la sera si ricorreva spesso ai non vaporosi costumi nostri di casa, ricorsi di belle nonne, ricordi di belle nonne, di antiche spose, veramente confezionati con porpora, bisso e broccati d'oro, o si facevano prestare dalle giovani cugine che ancora li indossavano e si beffavano dei nostri goffi vestitini borghesi, come del resto si beffavano anche delle signore e signorine eleganti che seguivano scrupolosamente la moda. Cioè, quindi, appunto, cioè, l'abito doveva essere civile, venivano insomma, come è un po' ridicolo in questo canale come sta sul contrario. Bene, andiamo da innanzi, si ritardo nella scolarizzazione adulta, ma alta partecipazione universitaria. Questa è un'analisi che ha fatto la Camera del Commercio, che fornisce i dati sull'istruzione nel nuorese. Va bene, insomma, numero, luci e ombre nel nuovo report di osservatorio della Camera di Commercio, di numero dedicato all'istruzione nel territorio provinciale in concomitanza con l'incontro annuale sul dimensionamento scolastico. Dai dati emerge un'alta percentuale di immatricolati all'università e l'orientamento dei più giovani verso gli studi tecnici. Restano criticità sulla scolarizzazione adulta e la fuga dei talenti. Forse è una cosa, un lato dolente. I ladri hanno sbagliato il giorno, le danni adesso si hanno dato da rapina in Prato Sardo, che a quanto pare i monopoli aspettavano ancora il carico di sigarette più consistente e invece praticamente hanno fatto già di prima, male informato. E scommessa di rinascita. Allora, duro scontro e insulti nel giorno delle dichiarazioni programmatiche in occasione ai danni di Nugolo, ai danni, adesso Unione Sarda, salta il dibattito dopo l'intervento del sindaco, proposto un altro festival sulla Deledda, cioè che va stato gli scontri, doveva essere il giorno della presentazione del confronto sulle linee programmatiche dell'amministrazione guidata da Emilio Feno, ma il Consiglio Comunale si è trasformato in un'arena politica con toni accesi tra maggioranza e opposizione. Il documento è stato presentato, ma la discussione è stata rinviata dopo uno scontro durissimo. A far defragare la tensione la mancata convocazione della conferenza dei capigruppo prima della seduta e la consegna domenica del documento programmatico. L'opposizione con Pierluigi Saiu, Antonello Cucca e Lisetta Bidoni ha chiesto il rispetto del proprio ruolo istituzionale, denunciando la gestione unilaterale della maggioranza. Cosa da non credere? Ma chi possiede questa verità in mano è chiaro che si comporta così. Donazione, incontri al bar dell'ospedale, domani appuntamento con i medici delle ASL, una bella iniziativa. Informazioni chiare e corrette, fugando dubbi e perplessità in tema di donazione, davanti ad un buon caffè. Parte domani l'iniziativa dell'ASL prevista ogni 15 del mese e rivolta a tutti i cittadini che hanno piccole o grandi curiosità intorno alla donazione di organi.
e tessuti, midollo e sangue. L'appuntamento è nel bar della Hall dell'ospedale San Francesco. Ad accoglierli Pierina Ticca, responsabile del coordinamento locale ospedaliero trapianti, Angelo Palmas, direttore di ematologia, centro trapianti di midollo osseo, e Adriana Iba, direttrice e facente funzioni di medicina immunotrasfusionale. Saranno a disposizione dalle 9 alle 11. Polizia stradale, questo è il numero, in città calo del 12% dei sinistri, tanto non era questo può giustificare. Sal multas ad autovelox. Poi chi si è vero? Allora, Caregiver, un esercito in attesa di sostegno, presto la svolta. Fundoni, aiuti nella nuova manovra, manca ancora il registro regionale dei caregiver. La legge per il riconoscimento dei caregiver potrebbe cominciare a prendere vita con la prossima finanziaria regionale. Per il momento solo un annuncio che tuttavia davanti a 200.000 assistenti familiari e alle centinaia di migliaia di disabili e di anziani in Sardegna vale come un impegno scritto con l'inchiostro. Una legge approvata nel novembre del 2023 che da allora è rimasta inapplicata. Un paracadute mancato per l'enorme quota di persone che spesso sacrificando il lavoro, l'indipendenza economica e la vita sociale si dedicano alla cura di genitori anziani o di altri congiunti disabili. Un lavoro fatto in solitudine, colmando i vuoti e mettendo soldi di tasca propria dell'assistenza domiciliare, nonché i ritardi e i limiti di sostegni come la legge 104 e ritornare a casa plus, cioè la legge 104 è la legge poi ritornare a casa plus. Questa legge non la conosco. Vabbè. Diabetologia e oncologia, visite difficili, margine, mancano medici di base, il comitato annuncia la mobilitazione. Manovra, solo 300 milioni da investire. La manovra finanziaria della regione. Todde convoca la maggioranza per lunedì prossimo. Si punta al via libera entro l'anno. La giunta punta all'accordo sulla vertenza entrate per aumentare le risorse. L'accordo sulla vertenza entrate in un stato praticamente non data su chi levete. Detenuti di Regina Coeli, no all'arrivo nell'isola. L'arrivo in Sardegna di 120 detenuti dopo il crollo di una parte del tetto della sezione di Regina Coeli chiama in causa la politica. L'unica a cui compete elevare una protesta formale, lo sostiene la presidente dell'associazione Socialismo, Diritti e Riforme Maria Grazia Calligari, sottolineando che 120 detenuti nelle carceri sarde sono un carico insopportabile per il personale e per le strutture. L'intero sistema è fuori norma costituzionale. Secondo fonti sindacali, 60 sono stati allocati tra Brancali ed Alghero, 31 a Massama e 26 a Cagliari Utta. Come è noto, aggiunge, si tratta di istituti abbondantemente oltre i limiti regolamentari. Cagliari Utta raggiunge 134,2% di sovraffollamento, Sassari 126%, Alghero 125%, Oristano 110%. Ancora, secondo Callegari, il trasferimento massiccio dei detenuti conferma ancora una volta quanto poco interessi al ministro Nordio il destino dell'isola e quanto poco peso abbiano avuto un solo grido di dolore della popolazione per l'imminente arrivo del 41 bis a Utta, ma anche l'incontro formale con la Presidente della Regione, che è andato a vuoto. E comunque non è tanto questo 120 detenuto, insomma, Galiotto che arrivano ai no che si può pure ospitare, a parte il mio non è scusto il problema, ma invece altra cosa sono soldi su 41 bis,
sono 92, adesso 41 bis, che ai no che arriva anche in tutta l'organizzazione mafiosa che io che ne impara, mentre questo spoverito finché le tenuta a boveta in qualche maniera a bisogare dell'ospitare, non amo tutti in Sardegna, ma comunque sia una parte non la potremo spiegare pure in carico. È lontano l'obiettivo del 78% per il 2030, occupazione la Sardegna al 61,7%. Lontano l'obiettivo del 78% che noi abbiamo proposto per il 2030 ed è la Sardegna tra le regioni maglia nera in Europa. Il 47% delle regioni dell'Unione Europea, 113 su 243, ha raggiunto e in alcuni casi superato il tasso di occupazione del 78%, cioè l'obiettivo fissato dal piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali per il 2030. Si tratta di dati Eurostat che riguardano il 2024. Tra le 113 regioni non c'è la Sardegna, che si ferma al 61,7%, molto sotto la media. Il tasso europeo è del 75,8%. Dunque, come nelle altre regioni del Sud Italia, Campania 49%, Abruzzo 66%, Puglia 55%, Basilicata 60%, Calabria 48%, Sicilia 50%. Comunque noi siamo al 61,7%, un poco più alto. Speculazione, il governo contro l'UNESCO, pannelli sull'area di 90 ettari a Putifigari, i comitati promettono battaglia su tutti i fronti. Forza Italia, nella Tinocchia non puoi sbagliare. Vabbè. Stasera ad Udine senza Kin, Gattuso cerca i punti per centrare i playoff. Ma vediamo. Cerealicoltura, il grido d'allarme dell'isola, raccolti ridotti al minimo. Agris non soddisfano neanche la domanda interna. Con floricoltura valorizzare le filiere e regolare l'arrivo del grano straniero, cioè è chiaro che in Cabassa Suprio non conviene più a gettare tricco, a gettare lauree. Ultimati i lavori nel carcere di Utah, lo sbarco dei mafiosi è imminente. Questo sì che non si preoccupata, non tanto questo Paco Galiotto, insomma, va avuto anche riservata la boveta e su quest'anno qui stanno a raccontare. La nuova sezione che accoglierà 92 reclusi del 41 bis è praticamente terminata. Irene Testa, garante dei detenuti, la situazione è tragica, non siamo pronti. Ma non è questione di essere pronti, la questione è che no, che Sardegna e la delinquenza nostra non la manteniamo noi, la delinquenza è solo che la mantiene in isola. Il sistema penitenziario sardo è al collasso, il tasso di sovraffollamento è oltre il 120%. Nel penitenziario di Sassari, su 450 posti disponibili, ci sono 543 detenuti. Vabbè, il numero si è fatto ne accorcare, non si compone. Settimana decisiva per la maggioranza, tra decadenza e cambio di giunta. In uscita Satta sfiduciato dai progressisti. Beh, certo, in quota progressisti è giusto che è stato in qualche maniera cambiato. Cagliari, ma come in questa legislatura, mai come in questa legislatura, in Consiglio regionale il tempo della politica è stato governato dal tempo della giustizia. La vicenda della decadenza, fatto non certo apparentemente appartenente alla sfera personale del presidente Todde, sta per arrivare al suo passaggio più importante. Subito dopo vi sarà un atto politico istituzionale atteso da mesi, indipendente dal primo, ma posticipato non a caso. Domani al più tardi, giovedì, la Corte Costituzionale si esprimerà su due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Consiglio regionale nei mesi scorsi e poi unificati. Il primo contro il collegio
regionale di garanzia elettorale, il secondo contro la sentenza del Tribunale di Cagliari, che ne confermava il dispositivo. Impossibile prevedere l'esito della sentenza, anche se alcune considerazioni si possono comunque fare. Primo, il collegio dei giudici supremi che ha votato su questi non comprendeva due suoi componenti, giudici Massimo Luciani e Filippo Patroni Griffi, eletti rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio di Stato, che in principio di udienza hanno annunciato la loro astensione. Secondo, la sentenza della Corte interviene su un tema, quindi chi es asteniti basta di non lo pacare. Perché cosa deve andare? No? La sentenza della Corte interviene su un tema mai affrontato in precedenza e solo per questo fatto creerà un precedente di cui tener conto. Terzo, come ha ricordato qualche giorno fa lo stesso Presidente della Corte Amoroso, in una intervista, la Corte deve sempre parlare il linguaggio del diritto. Quarto, uno scioglimento ex legge di un'assemblea legislativa regolarmente eletta per cause scioglimento per cause esterne ad essa non sembra rientrare tra le ipotesi più accreditate. L'ipotesi che invece circola nei palazzi della politica sarda e che quindi ha un valore del tutto relativo se non alla pubblicazione delle motivazioni dei giudici disegna un'inammissibilità del primo ricorso e invece un'accoglienza del secondo. In questo secondo caso, relativamente alla parte nella quale il Tribunale Civile lo scorso 22 maggio ha indicato al Consiglio regionale di assumere le sue determinazioni sulla decadenza tenendo fermo quanto accertato in questa sede, e cioè la sussistenza delle ragioni adottate dal Collegio regionale di garanzia che imponevano la decadenza della Tode. Se la Corte dichiarasse per il Tribunale che il Tribunale non può dire ad un'Assemblea legislativa come esprimersi per la Tode, e il campo largo sarebbe un buon pareggio. A questo punto il Consiglio regionale si pronuncerà con i tempi legati alla giustizia civile e solo dopo il suo voto libero chi vorrà potrà a sua volta ricorrere davanti al giudice naturale, in questo caso quello amministrativo, contro il voto del Consiglio. Tempo minimo, il completamento di questa fase, un anno, e cioè tirano da innanzi, scrisse al club. Via le tasse aeroportuali. Fratelli d'Italia presenta numeri e flussi che ne giustificherebbero l'abolizione. Il deputato Deida, il governo sia più attento alle esigenze delle regioni. Nell'enoteca del Gambero Rosso c'è posto anche per 17 vini sardi. Importante. Alla Nuvola di Roma la degustazione delle 508 etichette premiate con i 3 bicchieri, un comparto in evoluzione che non dimentica le sue radici e la viticoltura 4.0. Per 3 echivinos quindi hanno vinto il premio 3 bicchieri. Nobel agli economisti dell'innovazione, superiore son Nobel a Aghion, Howitt e Norkir, le nuove tecnologie sostengono lo sviluppo. L'olandese del Joël Mockey, il canadese Peter Howitt e il francese Philippe Aghion sono i vincitori del premio Nobel dell'economia. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro studio di distruzione creativa, il processo attraverso il quale le nuove innovazioni sostituiscono e cancellano le tecnologie e le attività ormai obsolete, concetto introdotto dall'economista Joseph Schumpeter nel 1942. Il Comitato Nobel ha spiegato, Morchi, 79 anni, storico dell'economia, ha dimostrato come il progresso scientifico ed economico si alimenti solo quando le innovazioni sono accompagnate da una comprensione profonda delle loro cause. Howitt e Aghiton invece hanno costruito modelli matematici per descrivere i meccanismi alla base della crescita sostenuta. In particolare
in un articolo del 1992 che formalizzò il concetto di distruzione creativa. Durante la conferenza stampa si è detto sorpreso, eccetera, eccetera. Sono questioni economiche difficili da comprendere. Ostaggi, con la politica internazionale, l'Unione Sarda, ostaggi liberi dopo 738 giorni. Trump è un'alba storica, ma ore di tensione. Poi i miliziani iniziano la consegna e 1996 detenuti palestinesi scarcerati salgono sugli autobus. Callas, che era presidente del Consiglio, cioè rappresentante UE degli esteri, e a Kiev nuove sanzioni per Mosca. Volodymyr Zelensky venerdì prossimo volerà alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump. Sul tavolo la possibile fornitura di missili Tomahawk e più in generale la strategia da adottare per forzare Vladimir Putin al tavolo dei negoziati. Chi narra sempre che chi chiede negoziare ma non si chiede mai serio. Francia, serve l'appoggio della gauche moderata, il nodo pensioni. Le Cornu prova a resistere, oggi il giorno della verità. La Francia praticamente che si tira a fare in pensione Zovan, chi è pacata. Le Cornu 2 lotta per la sopravvivenza e le prossime ore saranno decisive. La compagine appena varata ha già incassato 2 mozioni di sfiducia presentate all'Assemblea nazionale, l'Assemblea Marine Le Pen e da La France Junts Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, uniti con Le Pen a braccetto. Alla pronuncia del suo discorso oggi pomeriggio davanti ai deputati si capirà se sulla testa del fedelissimo macroniano pioveranno altre bocciature. La chiave di volta per convincere la gauche moderata che potrebbe salvare il Premier è sempre la sospensione completa e immediata della riforma delle pensioni. Se vuole superare la giornata, Le Cornu dovrà annunciare il dietrofront sulla riforma simbolo della presidenza Macron, inimicandosi però definitivamente i Republicans. Nel corso di una riunione con i capi dei partiti venerdì scorso in piena bufera politica, Emmanuel Macron ha per la prima volta lasciato trapelare la possibilità di una concessione. Cioè la concessione riguarderebbe un aumento temporale della progressività nella misura dell'età pensionabile, ora sottoposta ad un passaggio graduale da 62 a 64 anni. Ancora poco per la gauche. Se non saranno soddisfatti, socialisti, ecologisti e centristi dissidenti voteranno anche loro la sfiducia, costringendo di fatto il capo dello Stato ad un nuovo scioglimento anticipato del Parlamento ed indire nuove elezioni politiche. Bene, in cui stiamo finito, ci tengo di oggi, vediamo un po' qualche problema, no? Buongiorno, nella cara. E quindi tancamo che ritenevo di oggi, durato 34 minuti e 31 secondi. A proposito in YouTube, sotto su saggio adesso stray cantautore che hanno partecipato a centro di energia organizzato dai Piero Maras. A menzo vedere e devono a tutto dai Vizi TV. Adios e menzo la classe.